Per la Nuorese sono finite le vacanze. Lunedì alle 10 allo Stadio Frogheri la squadra si raduna in vista dell'inizio della preparazione precampionato che, come l'anno scorso, si svolgerà nel campo scuola di Piazza Veneto. 2 settimane di lavoro intenso agli ordini del tecnico Bernardo Mereu e del suo staff, composto dal preparatore Marco Caligaris, dal preparatore dei portieri Pierpaolo Pisano e dal collaboratore tecnico Salvatore Picconi. La società del presidente Michele Artedino in queste settimane ha lavorato intensamente e in piena sintonia con l'allenatore per allestire una rosa equilibrata in grado di affrontare con tranquillità l'avventura in Serie D. Un campionato profondamente diverso non solo da quello dell'anno scorso, ma che riporta il calcio italiano indietro di una quarantina d'anni quando si parlava di quarta serie. La società di Via Aosta ha scelto la linea della continuità, confermando buona parte dei giocatori protagonisti dello splendido campionato di eccellenza. Una squadra allestita l'estate scorsa e con l'obiettivo di centrare il salto di categoria nel giro di 2 anni, ma la bontà del materiale scelto ha consentito di arrivare in Serie D al primo tentativo. I tanti giovani in organico hanno dimostrato di poter crescere in maniera esponenziale e di potersi cimentare con successo anche in categorie superiori. Pertanto da domani la Nuorese, da matricola, è pronta a lanciare la sfida alle altre formazioni sarde veterane della Serie D. Arzachena, Budoni, Olbia e Selargius. Mancherà l'appello alla rivale di sempre, la Torres, che è stata ripescata in Lega Pro. Un derby che sicuramente avrebbe consentito alla società di fare un bell'incasso, ma che avrebbe creato notevoli problemi sotto il profilo dell'ordine pubblico. Tra le squadre sarde, la Nuorese insieme all'Olbia è quella che si è mossa meglio in chiave mercato. I verdi-azzurri ovviamente puntano prima di tutto a raggiungere la salvezza. Una volta tagliato quel traguardo, sono pronti a togliersi tutte le soddisfazioni possibili. La formazione a disposizione di Mereu è giovane e ha ampi margini di miglioramento e si possono gettare le basi per un discorso interessante già dalla prossima stagione, ma quest'anno sarà fondamentale confermarsi in Serie D. La rosa a disposizione di Bernardo Mereu è così composta. I portieri sono Deliperi, Mazzuzzi e Rampi, i difensori Boi, Bonu, Frongia, Idrissi, Ndoi, Usai, Fadda, Tullio. I centrocampisti annoverano Alessandro Alessandri, Bazzoni, Buttau, Cocco, Cossu, Lepore, Puddu, Rais e Sanna. In attacco ci saranno Capai, Deiana, Duccar, Pugieddu e Sedilesu.